Ciao a tutti i veneti, all'Italia, al mondo che ci aveva dato, che ha sentito la notizia che eravamo dispersi. Ringraziamo per la grande apprensione passata da tanti amici, sostenitori, familiari e tutti, diciamo, quelli che amano il mondo della montagna. Siamo sopravvissuti, è stata un'esperienza durissima. Purtroppo il nostro amico Imtiaz Ahmad è rimasto vittima di questo incidente. Ci dispiace tantissimo per la famiglia, per i figli, per tutta la comunità che, diciamo, si è stretta attorno a lui. Da parte delle vallate, dei villaggi pakistani abbiamo ricevuto tantissime attestazioni di stima, di riconoscenza per il lavoro fatto in 10 anni nella costruzione di un acquedotto, di un ponte, l'avvio del centro del Climbing Center Cristina Castagna, che vorrebbe insegnare tecniche di alpinismo e però al momento non ha risorse per fare questa attività. Quindi con gli amici Luca, David e Tino, che siamo fortunati di essere ritornati assieme a Nadima e Sakila, salutiamo tutti, rincorriamo tutti quanti il nostro stato di salute. Qualche problema c'è, però insomma si dovrebbe risolvere. Le ferite del corpo si curano, quelle dell'anima vedremo.